Ha spaccato la vetrina della porta d'ingresso mandandola in frantumi, entrando nel negozio. Ha razziato il fondo cassa e preso dalla vetrina gli abiti nuovi dal manichino con cui si è cambiato i vestiti, scappando. È successo all'alba, la ginseria di via Fogazzaro, pieno centro storico. Solo l'ultima in ordine di tempo delle spaccate che vedono in questo periodo i commercianti nel mirino dei ladri. Immediata la risposta delle forze dell'ordine, la polizia avrebbe già individuato il presunto responsabile. Abbiamo ricevuto la chiamata dei carabinieri che ci informavano che era stata divelta la porta d'ingresso, sfondato il vetro e fatto un furto, portati via capo di abbigliamento e soldi. Lei mi diceva che addirittura questo malvivente si è proprio cambiato i vestiti nel suo negozio. Si è cambiato dalla testa ai piedi, scarpe, jeans, maglione e piumino. Ma non è la sola attività che è stata visitata dai ladri in nottata. Anche la vicina enoteca di via Fogazzaro è stata presa di mira. Qui, racconta il titolare, sono state staccate le telecamere della videosorveglianza e forzata la serratura d'ingresso senza però riuscire ad entrare. Stamattina sono venuti a trovarci i ladri, hanno tentato di sfondare la porta d'ingresso, distrutto la telecamera, rotto la vetrina, hanno fatto un po' quello che sta succedendo ora, quasi ogni ora qui in centro storico. Non sono riusciti ad entrare. Non sono riusciti ad entrare, è stato merito forse del sistema di allarme e anche di qualche persona, qualche passante che è intervenuto, perché altrimenti sarebbe entrato sicuramente. Sicurezza in centro storico che risulta un tema sentito non solo dai commercianti che hanno chiesto un incontro al sindaco previsto in settimana, ma anche per i tanti cittadini e residenti che stanno avviando una raccolta firme. I nostri dipendenti quando chiudono il negozio alle 7:30 hanno paura di andare in parcheggio a prendere la macchina perché comunque ci sono sempre tossici dipendenti, ci sono sempre furti e le ragazze hanno paura. Stiamo lanciando una raccolta firme sia come residenti che come commercianti, perché siamo la maggior parte, io sono di Vicenza, sono nato qui, ho lavorato poi in giro per il mondo, ma ho deciso proprio di tornare qui, proprio perché ho scelto una città tranquilla e voglio che continui ad esserlo e quindi mi batterò fino alla fine perché lo sia.